pianura, i problemi sono stati aggravati dalla pianificazione territoriale veramente bellina che è stata attuata in questi ultimi 50 anni. Noi abbiamo operato sul territorio nel modo peggiore possibile. Non abbiamo avuto attenzione affatto ai problemi idraulici del territorio, ci siamo messi dappertutto e ci siamo anche insediati senza neanche magari guardare che così sulle carte geografiche, sulle carte anche molto dettagliate dell'IGM, dell'Istituto Geografico Militare, molte zone sono battezzate con nomi così un po' pericolosi, perché quando io vedo scritto Vallona dalle parti di Montegrotto, insomma in mente mi dovrebbe venire qualche cosa. Quando vedo scritto Palù mi dovrebbe anche in questo caso venire in mente che forse quella è una zona frequentemente occupata dalle acque, e invece no, perché siamo andati avanti a tavoletta senza nessun riguardo. A volte a me capita di dire che i sindaci hanno gravi responsabilità da questo punto di vista, no? Perché i sindaci, se voi avete notato, tendono sempre a sottrarsi e a dire che la colpa è della regione che sta sopra di loro. Ma certamente ha delle responsabilità la regione, ma scendendo verso il basso voi avete una grande responsabilità, avete avuto una grande responsabilità su come il nostro territorio si è evoluto negli ultimi 50 anni, e avete anche la grande responsabilità di aver permesso insediamenti su aree che non dovevano essere assolutamente occupate. Diciamo che così, per fare un ragionamento schematico, parlando dei problemi della sicurezza idraulica, noi dobbiamo distinguere quelli che riguardano la cosiddetta rete idrografica minore, che per essere, come dire, più espliciti è la rete dei corsi d'acqua la cui manutenzione e gestione è affidata ai consorzi di bonifica, dalla situazione che riguarda invece la rete idrografica principale, quella dei grandi fiumi, che sono affidati invece direttamente alla regione. Allora, anche perché questi corpi d'acqua creano problemi diversi, conviene ragionare separatamente su di essi per non far confusione. I problemi della rete idrologica minore quali sono e che cosa intendiamo dire quando parliamo di problemi idraulici della rete idraulica minore? Beh, vedete qua in queste immagini, no? Che si replicano proprio in questi giorni. Questo è Campo San Piero allagato come in questi giorni, allagato come conseguenza della inadeguatezza della rete idraulica minore. Questa è un'altra immagine di Campo San Piero, ma avrei potuto mettere qua le immagini di Padova, grande città che ha subito a sua volta ripetutamente allagamenti in quartieri importanti, no? Anche in uno qua vicino, quello di via Facciolati. Come conseguenza di che cosa? Prima abbiamo costruito le case e poi abbiamo inseguito le case con le fognature, e naturalmente dopo si sono costruite altre case e le fognature che abbiamo realizzato sono inadeguate rispetto alla situazione nuova che abbiamo creato, e quindi di questo passo non è difficile che possano crearsi condizioni di questo tipo. Quello che stupisce è che quando capitano questi eventi, invece di riflettere, tenere la testa bassa e stare zitti, invece si parla, ma si parla molto, e quindi quando succedono queste cose, che cosa invochiamo? I cambiamenti climatici. Io personalmente non ho ancora capito se andiamo verso un'epoca di desertificazione o di tropicalizzazione, perché a seconda delle circostanze di questi problemi si parla facendo riferimento a queste due condizioni estreme opposte.
La verità è che noi non abbiamo oggi elementi sufficienti per esprimerci dal punto di vista scientifico su che cosa intendiamo per cambiamento climatico e qual è l'entità del cambiamento che stiamo subendo. Può darsi che nel futuro saremo in grado di dire qualcosa di più. Poi c'è l'effetto serra, che è per certi versi ovviamente un fenomeno esistente, ma per altri versi diventa il cavallo di battaglia di chi sull'effetto serra vuole far soldi, perché la nostra società è anche questo. E poi tutte le cose che possono venire in mente più strane vengono subito invocate. E invece ci si dimentica sempre di riflettere se magari la causa prima e più importante di quello che subiamo non siamo stati noi stessi con le nostre azioni, da sprovveduti oppure da egoisti, perché le due cose vanno spesso insieme. Proviamo a vedere che cosa produce l'urbanizzazione, la cementificazione, che è un'altra parolina che va di moda, no? È vero, l'urbanizzazione del territorio, volgarmente detta cementificazione, produce effetti negativi, perché produce, a parità di altre condizioni, un incremento delle portate che noi dobbiamo allontanare. Il territorio agricolo richiede l'allontanamento di portate di gran lunga inferiori a quelle di un territorio urbanizzato. Il territorio agricolo, perché voi possiate avere un'idea, può richiedere di allontanare 8-10 litri secondo per ettaro durante gli eventi più severi, mentre un territorio urbanizzato può richiedere di allontanare 150 litri secondo per ettaro. Quindi l'effetto della cementificazione evidentemente c'è. In che misura? Possiamo guardare qui la situazione di San Donà, ma avrei potuto portare la situazione di Padova, non l'ho portata perché adesso abbiamo un sindaco che è ministro e si arrabbiava prima, immaginarsi adesso. Proviamo a vedere cos'era San Donà nel 1954, quando sull'Italia fu fatto il primo volo per il rilievo aerofotogrammetrico del nostro territorio, e questo volo fu fatto dagli americani. Questa era l'estensione, la vedete, non so se si vede, campita in rosso. Questo era il centro di San Donà. E se invece andiamo a vedere una condizione più vicina a noi, il 2003, questa è l'estensione delle aree urbanizzate attorno a San Donà. Per vedere meglio possiamo sovrapporre l'estensione del centro di San Donà nel 1954, credo che la figura si commenti da sola, no? Quindi noi abbiamo occupato una grande porzione di territorio di gran lunga superiore a quella che occupavamo con l'edificazione nel 1954, ma abbiamo anche contemporaneamente incrementato la risposta idrologica di questo territorio, perché la risposta idrologica è passata dai 10 litri secondo per ettaro ai 150 litri secondo per ettaro. È aumentata contemporaneamente anche la superficie, e quindi voi non potete meravigliarvi se San Donà, ma potremmo dire qualsiasi altro centro dell'Italia nord-orientale, se in questi centri abbiamo difficoltà con la rete idraulica minore. Ce le siamo create noi perché abbiamo urbanizzato e nello stesso tempo non abbiamo provveduto a potenziare, ad adeguare la rete di scolo del territorio. Che cosa modifica in buona sostanza l'urbanizzazione? Ma modifica i meccanismi che trasformano le piogge che cadono sul terreno in portata. Normalmente quando la pioggia cade sul terreno in minima parte evapora, in una certa frazione importante si raccoglie in superficie e fluisce molto in tempi relativamente brevi verso la rete di raccolta. Una parte delle acque che cadono si infiltrano nel sottosuolo e anche questa parte per una buona frazione va alla rete di raccolta, ma ci va in tempi più lunghi. Quando noi andiamo a urbanizzare
controllare il territorio, evidentemente di questi due meccanismi che ho citato, che sono i meccanismi principali della creazione dei deflussi, viene privilegiato il primo. Quindi noi abbiamo molta più acqua meteorica che si trasforma in portata e in tempi più brevi, e quindi abbiamo un incremento considerevole delle portate che si devono allontanare. Questo è l'effetto della cementificazione. Allora, partendo da queste brevi considerazioni, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che abbiamo commesso gravi errori di pianificazione, insomma, perché io credo che abbiamo esagerato con la parte di territorio che abbiamo destinato o agli insediamenti civili o agli insediamenti produttivi, e soprattutto ci siamo anche insediati, come ho ripetutamente detto, in zone idraulicamente pericolose. Non abbiamo affatto avuto in questi 50 anni una minima cultura idraulica nel governo del territorio. La rete idrografica, grande o piccola che fosse, è sempre stata considerata come un accidente, se è possibile magari anche da chiudere, no? Perché qual è il sindaco che non ha fatto una pista ciclabile sopra un fosso? E questo signor sindaco non deve vantarsi di questa sua azione, dovrebbe solo vergognarsi, secondo me. Poi abbiamo perso in questi 50 anni il concetto della manutenzione. Non c'è nessuna opera ingegneristica che può sopravvivere se manca la manutenzione, e quindi sulla manutenzione bisogna investire somme importanti, perché è attraverso la manutenzione che noi garantiamo l'efficienza, in questo caso delle opere idrauliche che abbiamo realizzato, che sono anche opere soggette a un più rapido degrado, se volete. Guardate quali esempi potremmo portare come cattiva pianificazione territoriale. Questa è la zona industriale di Padova. Quello che vedete qui è il famoso Piovego. La zona industriale di Padova è costruita a cavallo del Piovego. Il Piovego si mette nel Brenta a Stra, in questa posizione, e nel 1846 Paleocapa, a commento del famoso piano Fossombroni-Paleocapa, al quale aveva partecipato, faceva questa osservazione: il Piovego, rigurgitato dal Brenta, cioè sostenuto nei suoi livelli dai livelli del Brenta, può esondare all'altezza di Camino. E oggi sapete che cosa capita? Che se il Brenta innalza i livelli allo sbocco del Piovego, il Piovego effettivamente può esondare all'altezza di Camino e può esondare in sinistra. Non è avvenuto questo nel 66, perché nel 66 erano stati realizzati i primi insediamenti qui dell'area industriale in sinistra del Piovego, e quando venne quella famosa piena l'argine sinistro venne rialzato provvisoriamente con sacchettature. Non si rialzò ovviamente l'argine destro perché c'era campagna, e si accettò di allagare la destra del Piovego, coinvolgendo Rigonovo e giù verso il Piovese. Oggi però questa scelta non si può più fare, perché sinistra e destra pari sono. Noi non possiamo scegliere di non allagare l'area industriale in sinistra e di allagare quello che sta in destra, come non possiamo fare l'azione opposta. E questo è Bovolenta. Ma vi sembra che questa sia la zona, che questa fosse la zona da scegliere per costruire un insediamento industriale? Bovolenta è giù nella punta più bassa del territorio che sta fra il Roncagliano